Il Vjosa è in Albania un fiume senza argini o dighe, la cui valle, dichiarata parco naturale, è un volano di sviluppo turistico. L'Università Carolina di Praga, una rettrice donna, le scienziate che bucano il tetto di cristallo nel mondo accademico. Lo scrittore Stefan Bošković nel giallo Il Ministro racconta l'intreccio tra corruzione e nazionalismo in Montenegro. Tra offensive e controffensive l'invasione russa dell'Ucraina si sta trasformando in una guerra senza sbocchi diplomatici. Malgrado la censura in Russia, i giovani continuano ad ascoltare cantautori e rapper schierati contro la guerra di Putin. Dalle montagne del Pindo alla foce nell'Adriatico, vicino Valona, il fiume Vjosa e i suoi affluenti scorrono per 400 chilometri dal nord della Grecia all'Albania. Il suo bacino, rifugio di quasi 1100 specie animali e vegetali, un'area selvaggia composta da habitat diversi, tra gole strette e profonde e tratti fluviali ampi e intrecciati. Il fiume Vjosa è stato dichiarato parco nazionale dal governo albanese, primo esempio di parco fluviale selvaggio in Europa, e presto potrebbe diventare biosfera dell'UNESCO. La decisione del governo di Tirana di trasformare il corso d'acqua in area protetta è arrivata dopo anni di battaglie di cittadini e associazioni ambientaliste contrari alla costruzione di dighe e impianti idroelettrici. Al loro fianco anche la star di Hollywood Leonardo DiCaprio. Il fiume di Vjosa non è un fiume qualsiasi, è un fiume importantissimo non soltanto per l'Albania, ma è un fiume importantissimo anche per tutta l'Europa e direi anche di più, perché è l'ultimo fiume selvaggio dell'Europa, che vuol dire che tutti gli altri paesi europei hanno fatto quello che hanno voluto, li hanno sviluppati, sono intervenuti, mentre l'Albania, la piccola Albania, ha dato il modello che si può comunque conservare questo laboratorio naturale della biodiversità. Il Vjosa si definisce selvaggio perché non ci sono dighe, non ci sono argini, scorre libero per tutto il suo percorso. Il fiume contribuisce a rendere fertili i terreni tutt'attorno, favorendo l'agricoltura, e dal punto di vista della pesca sono diverse le specie ittiche che si possono trovare in questo corso d'acqua. A febbraio scorso la visita della direttrice generale dell'UNESCO Audrey Azoulay, accompagnata dalla ministra Kumbaro. Nei prossimi mesi il bacino del fiume potrebbe ricevere il prestigioso riconoscimento di biosfera dell'agenzia ONU. L'idea è di poter aiutare la comunità locale, perché è una cosa proteggere la natura, è una cosa definire un territorio parco nazionale, ma è un'altra cosa dare delle possibilità, degli aiuti, delle idee, anche delle possibilità finanziarie alla gente che vive lì. Noi non vogliamo che la gente abbandona questo territorio, perché sennò sarebbe morto. Tra le valli albanesi del Vjosa vivono circa 100.000 persone. Gli agricoltori lavorano nei campi, i pastori portano al pascolo mucche, capre e pecore. Alex è nato e cresciuto a Permet, fa la guida turistica e conosce il Vjosa come le sue tasche. Un mio amico italiano, a proposito del potenziale di questo fiume, mi diceva: avete una Ferrari ma non sapete guidarla. Preservare il Vjosa significa moltissimo per noi e per la nostra economia. Chi ha lasciato queste zone ora sa che potrà tornare per investire nel turismo qui. Cascate, natura, ristoranti, vista fiume attirano già i visitatori curiosi di scoprire l'altra Albania, quella oltre il mare e le sue coste. Tra le attività più diffuse c'è il rafting. Nel piccolo villaggio di Peshtan incontriamo Mirela. Nella sua abitazione ha ricavato alloggi per turisti, nel suo giardino un museo a cielo aperto con i reperti bellici della Seconda Guerra Mondiale. Li ha trovati sulle montagne vicine. Anche lei si è battuta per la protezione del Vjosa. Il turismo sta aumentando e sarà il futuro di questa zona. Siamo fortunati che abbiamo la Vjosa. La natura è stata generosa con noi.
All'inizio del 2022 Milena Kraličková è diventata rettrice dell'Università Karolina di Praga, la più importante e antica della Repubblica Ceca. È la prima donna del paese al vertice di un ateneo. Cinquantenne, in precedenza ha avuto la carica di vicerettrice e ancora prima era docente alla Facoltà di Medicina di Pilsen, specializzata in istologia ed embriologia, in particolare sul trattamento dell'infertilità. È una grande gioia ricoprire questo incarico, ma anche una grande responsabilità, perché sento il bisogno di rappresentare in maniera degna l'università e di essere un modello per le donne e per le ragazze. Kraličková, che ci racconta di essere sposata e madre di 2 adolescenti di 14 e 17 anni, sottolinea le difficoltà di conciliare lavoro e vita privata e crede che senza un sostegno anche da parte delle istituzioni diventi un compito impossibile. Ha dunque in progetto di incoraggiare la possibilità di orari flessibili per il corpo docente e amministrativo. Vuole inoltre supportare gli studenti genitori in modo che riescano ad arrivare alla laurea senza difficoltà. Gli studenti dell'università sono per la metà donne e per la metà uomini. Poi, nelle singole facoltà, le percentuali variano. Negli studi farmacologici o pedagogici ci sono più donne, in facoltà come matematica e fisica più uomini. Nel corpo accademico invece i rapporti cambiano, 1/3 donne e 2/3 uomini. La sfida per il futuro è creare programmi in grado di garantire le pari opportunità e spingiamo perché questo avvenga a livello nazionale. L'Università Karolina è un'istituzione storica. Fondata nel 1348, ha 50.000 studenti che provengono da 110 paesi. Il 20% arriva dall'estero e il 10% studia direttamente in inglese. Non è l'unico ateneo nel paese al lavoro su specifici provvedimenti per la parità di genere. Il Centro per la ricerca sulle scienze della vita CEITEC di Brno, un polo all'avanguardia finanziato per 200 milioni di euro dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, ne ha fatto uno dei punti fondamentali della gestione delle risorse umane. Ha iniziato a combattere le discriminazioni, anche quelle basate sull'etnia e sull'età, poco dopo la sua nascita nel 2011. Abbiamo iniziato combattendo i pregiudizi inconsci che possono spingere chi giudica a preferire un uomo, introducendo poi una comunicazione sensibile al genere, istituendo una commissione di selezione eterogenea. Il piano per la parità di genere dell'Istituto, documento che tutte le università europee devono adottare, è stato aggiornato in base ai dati di un audit interno che ha mostrato i reali problemi delle donne e posto l'attenzione anche su temi diventati più urgenti di recente, come le molestie sessuali in università. Un'artista, una performer uccisa per caso da un ministro vanesio cocainomane e privo di emotività. Questo è il cuore del romanzo Il ministro dello scrittore montenegrino Stefan Bošković. La trama è avvincente, ispirata dalla cronaca politica del Montenegro, un paese che per anni ha visto scontrarsi l'ex presidente Đukanović, per molti la personificazione del malaffare, con il blocco di partiti uniti soprattutto dal nazionalismo serbo. Korupcija je jedan veliki pravac u tom romanu, drugi pravac je nazionalizam. La corruzione è la prima linea narrativa di questo romanzo. La seconda è il nazionalismo. Il Montenegro si è trovato nella situazione di dover scegliere tra la corruzione ed il nazionalismo, tra l'altro il nazionalismo importato dalla Serbia. Una parte, quella corrotta, affermava che il pericolo principale era il nazionalismo serbo. I nazionalisti invece dicevano che il problema principale è la corruzione. Sia i primi sia i secondi hanno usato questi argomenti solo per conquistare voti. Nel romanzo ho descritto questa situazione prima del cambio di potere e per questo qualcuno ha detto che ero profetico. Ora questo cambio di potere c'è stato. Speriamo che le persone si abituino all'idea che in democrazia è possibile cambiare. I bitno je da se ljudi navikavaju na te procese.
Ma perché il Montenegro si trova in questa situazione tra l'incudine della corruzione e il martello del nazionalismo serbo? Mislim da je tu jedno veliko pitanje. Purtroppo la questione dell'identità montenegrina non è risolta. Moltissimi montenegrini, secondo me sbagliando, considerano la Serbia come una specie di madrepatria. In questa disputa è presente anche la religione con la Chiesa ortodossa serba. Per interessi politici queste divisioni sono state alimentate in modo artificiale. Finché questa situazione non sarà normalizzata, per il nostro paese sarà impossibile progredire. Ne može da se ide naprijed. Perché ha scelto di scrivere un thriller politico? La politica fa parte della nostra vita. Se lo vogliamo o no, con la politica dobbiamo sempre fare i conti. Ho scelto il genere giallo per offrire al lettore qualcosa di intrigante. Il giallo mi è sembrato un genere adatto per descrivere la realtà del Montenegro. Crna Gora. Il ministro ha ricevuto nel 2020 il premio dell'Unione Europea per la letteratura e la traduzione italiana, pubblicata da Bottega Errante e firmata da Elvira Mojcic. L'invasione russa dell'Ucraina si sta trasformando in una guerra di logoramento. I russi non sono riusciti a sfondare a Bakhmut. A Kiev si parla di controffensiva, ma i comandi militari sono prudenti e i reggimenti ucraini, per ora, scavano trincee. La diplomazia non fa progressi, l'opinione pubblica mondiale è sconcertata dal fatto che nessuno proponga una trattativa di pace. A parte i negoziati segreti di cui non possiamo sapere, la sensazione è che entrambe le parti non abbiano interesse a chiudere questa partita troppo presto. Prima di tutto perché è in gioco non un pezzo di territorio ma l'esistenza stessa dei due paesi e direi specificamente dell'Ucraina in quanto paese meno ricco di risorse sia demografiche che economiche che militari. E soprattutto poi perché i due leader sanno di giocarsi tutto e quindi presentarsi a un tavolo negoziale in una posizione non ideale, quindi accettare in qualche modo il ruolo dello sconfitto per trovare un compromesso non sarà facile. Il ministro degli esteri cinese Qin Gang è volato in Europa. Putin, sfruttando le celebrazioni della vittoria della Seconda Guerra Mondiale, ha incontrato l'alleato Lukashenko, ma anche gli assai più prudenti capi di Stato di Armenia, Azerbaigian, Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan. Nessuno però sembra disposto a mediare tra Mosca e Kiev. Una decisione americana di spingere gli ucraini e ovviamente insieme i russi a una soluzione negoziata sarebbe la cosa più logica. Dico sarebbe perché quando poi la partita che tu giochi è vita o morte, ci può essere anche Dio che ti comanda di fare qualcosa e tu ci pensi. Gli attacchi con i droni contro il Cremlino, veri o presunti, cosa hanno prodotto? Dal punto di vista russo producono certamente una ulteriore stretta patriottica. La Russia, al di là delle opinioni politiche, oggi pare, sottolineo pare, molto in linea con quello che è l'atteggiamento del Cremlino. Anche persone, gruppi che non amano Putin, se la patria è in pericolo si sta con la patria, come d'altronde sul fronte ucraino. Sul fronte ucraino la sensazione, se questo attacco effettivamente c'è stato, di poter infliggere danni al cuore della Russia, che potrebbe essere l'arma finale nel caso in cui l'Ucraina fosse veramente alle strette. L'attentato contro lo scrittore Prilepin, uno degli ideologi dell'imperialismo russo, e dall'altro lato i bombardamenti indiscriminati di obiettivi civili in Ucraina, mostrano anche la dimensione terroristica della guerra di Putin. La parola terrorismo è molto abusata. Quello che noi stiamo vedendo purtroppo è lo spettacolo di tutte le guerre. Terrorismo, non terrorismo, e almeno dalla Prima Guerra Mondiale in avanti la maggior parte di coloro che muoiono sono feriti, non sono soldati ma sono civili, spesso innocenti, bambini, persone anziane, donne. Questo purtroppo è lo spettacolo tristissimo della guerra di oggi, indipendentemente da chi la promuove. Certo, nel caso della guerra russo-ucraina c'è un elemento in più, e cioè il fatto che questi due popoli sono molto vicini dal punto di vista storico, culturale, linguistico,
e quindi le guerre in famiglia, diciamo così, sono molto più aspre di quanto siano le guerre fra paesi molto lontani. Всего лишь робкий шаг, всего лишь тихий вздох перед остановкой. Questa è Zenfira, una tra le più conosciute e amate cantautrici russe. Zenfira, già negli anni della guerra in Cecenia, si schierò contro il militarismo del Cremlino con il brano Nie stреляйте, non sparate, in cui il ritornello ripete Nie molcite, non tacete. Не молчите. La cantautrice ha riproposto questa canzone in un grande concerto a Mosca il 26 febbraio del 2022, 2 giorni dopo l'inizio dell'invasione dell'Ucraina. Tra il pubblico in molti si sono messi a piangere. Zenfira non è sola. Con lei ci sono molti altri autori, sia affermati sia giovani, moltissimi già costretti all'esilio, che si sono schierati contro la guerra di Putin. Tra questi Manizha, cantante che partecipò all'Eurosong del 2021, poi vinto dai nostri Maneskin. Manizha, giovane di origine tagika, già prima della guerra aveva denunciato il razzismo e la misoginia del potere russo. Ora vive in esilio. Черные спички, давать концерты в России, он просто не сможет. В общем, почему и зачем Оксимирон вернулся, пока непонятно. Nelle radio di Mosca e San Pietroburgo, tutte di proprietà di oligarchi legati al Cremlino, dominano canzoni patriottiche. Nelle subculture giovanili, però, sfruttando i meandri segreti del web o il VPN, gli adolescenti, anche come sfida alla censura, ascoltano autori impegnati contro la guerra. Molti esponenti di questa musica, potremmo dire antibellica, al momento sono residenti all'estero e considerati agenti stranieri in patria. Si tratta sia di musicisti delle vecchie generazioni, di grandi vecchi come Yuri Shevchuk, Andrei Makarievich o Boris Grebenshchikov, si tratta anche di giovani come Manizha o come i rapper davvero famosissimi Oksimirion e Noise MC, che dopo il 24 febbraio, sin dal giorno dopo il 24 febbraio, si sono schierati contro la politica criminale di Putin e ai loro concerti hanno iniziato ad intonare canzoni vecchie e nuove, apertamente contro la guerra e nello specifico contro questa guerra. Tra gli adolescenti russi, ma anche tra i soldati mandati al fronte, va per la maggiore il genere hip hop e il rap. Tra i più decisi nella denuncia della politica di Putin è Ivan Fedorov, in arte Oksimiron. Anche in Russia, da fenomeno allogeno, un po' esotico, che negli anni 90 veniva associato essenzialmente alla musica afroamericana e agli ambienti afroamericani, è diventato forse il genere più popolare in assoluto. Purtroppo esiste il rap contro la guerra, ma esiste anche il rap strumentalizzato dal Cremlino a favore della guerra. Infatti alle kermesse patriottiche di Putin, a Luzhniki, allo stadio Luzhniki di Mosca, nel corso dell'ultimo anno si sono esibiti anche dei rapper, potremmo definirli di regime. Ha fatto scalpore un pezzo un po' demenziale in cui il gruppo Nogi Svelo ha preso di mira il ministro degli esteri Sergei Lavrov. Loro, proprio subito dopo il 24 febbraio, hanno inciso una canzone divertentissima in cui hanno remixato una frase del ministro degli esteri Lavrov, ma rivoltandola in senso pacifista. E la canzone si chiama appunto Nam ne нужна война, che sarebbe A noi la guerra non serve. Riascoltiamo i Nogi Svelo e il loro frontman Max Pokrovsky come ribaltano le dichiarazioni guerrafondaie di Lavrov. Пацан сказал, пацан сделал. На фоне синим, красном и белом мне этот фон дорог и приятен, но только без кровавых пятен. Мне не нужна война, вот слова реального пацана. Мне не нужна война, честь и совесть у меня одна.